Vaccinati i prima ultra ottantenni nella sede vaccinale di Via degli Stadi a Cosenza, che presto, ha annunciato il sindaco Occhiuto, diventerà la cittadella della prevenzione. Al via all'Annunziata di Cosenza la vaccinazione per le categorie fragili, oggi la somministrazione della prima dose ai malati oncologici. Pronto il nuovo DPCM del governo Draghi, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, la Calabria intanto non cambia colore e resta in giallo. La metro leggera a Cosenza rende unica il Non si farà, opera definanziata all'annuncio dell'europarlamentare Laura Ferrara. Maria Chindamo, l'imprenditrice di Laureana di Borrello, svanita nel nulla il 6 agosto del 2016, sarà inserita nell'elenco delle vittime innocenti delle mafie. Torna alla vittoria casalinga il Cosenza, che batte il Chievo Verona e conquista 3 punti fondamentali per la classifica e il morale. La Regina batte a domicilio la Spal e fa il bis di vittorie consecutive. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in apertura, parliamo dei vaccini perché quello agli ultra ottantenni ne è stato iniziato proprio nella sede di Via degli Stadi a Cosenza, che presto, ha annunciato il sindaco Mario Occhiuto, diventerà una vera e propria cittadella della prevenzione. Lei sta aspettando per fare il vaccino? Sì. È stato chiamato subito. Mi hanno chiamato ieri. Si sente più sicuro col vaccino? Senz'altro, sì. Le posso chiedere quanti anni ha? 80. Li ho fatti a febbraio, adesso 80 anni. È venuto da solo o si è fatto accompagnare? Mi ha accompagnato mio nipote. Siamo al centro vaccinazione di Via degli Stadi a Cosenza. L'associazione Cavalieri Emeriti controlla sugli elenchi all'ingresso. Negli ambulatori si inocula la fiala e successivamente si resta in osservazione per 15 minuti, step by step, secondo un ordine stabilito. Ho prenotato il medico di base. La prenotazione l'ha fatto il medico di base. L'ho trovato veramente organizzato. Il medico nostro ci ha chiamato lui e ci ha detto di venire oggi a quest'ora, insomma, abbastanza organizzata, direi. Non hanno paura gli over 80, veri testimonial della campagna vaccinale. La punturella, 2 minuti neanche. La burocrazia, bisogna aspettare le carte adesso. Nessun problema, è una cosa che va fatta e che bisogna che si faccia per se stessi e per gli altri. L'equipe mediche al lavoro, adesione alta dei medici di base. La presenza contemporanea di 4 medici di base con 4 infermieri e il supporto amministrativo chiaramente. Procederemo di buona lena insieme, collaborando il distretto, il dipartimento e i medici di base. Quanti sono gli over 80 nella città dei Bruzzi e quanto tempo occorrerà per terminare le operazioni? A Cosenza ci sono 6.000 anziani over 80. Abbiamo dovuto fare una cernita per capire chi vuole vaccinarsi e chi no. Anche in questo i medici di base hanno dato la disponibilità, stanno mandando gli elenchi. Sono aperte le linee telefoniche per cui i cittadini possono prenotarsi direttamente, ma la previsione dei tempi è un po' difficile. Ripeto, si è calcolato per gli anziani di poter vaccinare 10 a ora. Nella struttura di Via degli Stadi, sopralluogo del sindaco Mario Occhiuto e dei dirigenti dell'ASP. Già pronto l'ampio parcheggio e i locali della palestra. Qui sta avvenendo una vera e propria cittadella della prevenzione, perché abbiamo non solo l'USCA, quindi i locali dell'USCA che sono stati dati dal Comune al Dipartimento di Prevenzione, ma poi anche adesso il centro vaccinale. E il 118 anche con le ambulanze si sposterà qui, quindi stiamo già realizzando i lavori, a breve ci saranno anche le ambulanze e i medici del 118. Il Comune infine ha predisposto un servizio navetta che collegherà la città al centro vaccinale di Via degli Stadi. E intanto anche all'Annunziata di Cosenza è iniziata la vaccinazione per le categorie fragili. Oggi la somministrazione della prima dose del vaccino ai malati oncologici.
Oggi la vaccinazione dei primi 20 pazienti oncologici all'ospedale di Cosenza, circa 400 quelli che afferiscono all'Annunziata, pazienti fragili la cui somministrazione del vaccino va valutata caso per caso. Si tratta di pazienti che devono fare il trattamento, quindi in trattamento, chemioterapico, immunoterapico di target therapy o al massimo che hanno finito da 6 mesi questo trattamento. Chiaramente guardando anche alle comorbidità, alle situazioni particolari, e sono inseriti e inseribili tutti i pazienti in generale, sia quelli che fanno trattamenti in aiuto alla chirurgia e che quelli che fanno trattamenti per casi più avanzati. Da un punto di vista organizzativo riguarda al momento solo i nostri pazienti, che sono quelli di cui abbiamo i dati e sono quelli che seguiamo direttamente. Quindi è l'ospedale che li chiama, non devono prenotarsi? Sì, l'ospedale, devo dirle che la gran parte li chiamo personalmente, ma comunque insomma, li chiama la mia unità operativa, li sente, chiede loro le cose più semplici, intanto se lo vogliono fare, poi se c'è qualche caso di allergia, insomma entriamo in un merito clinico abbastanza semplice, consegniamo il consenso informato e poi programmiamo la vaccinazione che si fa al centro prelievi nei pomeriggi di tutti i giorni e con l'equipe che da diversi mesi si occupa di vaccinazione. In totale sono 19 le categorie fragili per le quali l'azienda ospedaliera ha predisposto un team di 30 vaccinatori tra medici, infermieri, OSS e farmacisti. Nella settimana appena trascorsa sono stati vaccinati i primi 127 trapiantati. E anche a Catanzaro è iniziata la somministrazione del vaccino per gli ottogenari. Vediamo. Anche a Catanzaro al via la somministrazione del vaccino agli ultraottantenni, 1500 le dosi da somministrare già nella prima settimana, la prima fase della campagna vaccinale nelle 8 sedi delle unità complesse di cure primarie. Questa iniziativa fa seguito alla firma di un accordo regionale che è stato recepito qualche giorno fa attraverso un accordo aziendale che è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalla dottoressa Latella, e appunto che prevede la vaccinazione degli ultraottantenni che si realizzerà in 2 step. Un primo step che è quello attuale, che sarà gestito dai medici che operano all'interno di questi modelli organizzativi della medicina generale che si chiamano UCCP, unità complesse di cure primarie, e farà subito seguito l'inizio di tutti gli altri medici di famiglia. Le dosi dunque sono somministrate dai medici di medicina generale. Che la vaccinazione possa essere effettuata dal medico di medicina generale consiste nel fatto che noi ovviamente conosciamo i pazienti, quindi tutta quella scheda anamnestica noi riusciamo a farla compilare con molta semplicità perché tutti quei dati ce l'abbiamo già a bordo nella scheda del paziente, nelle nostre procedure informatiche, quindi è chiaro che è tutto più semplice, al di là oltretutto della conoscenza storica. Questi ultraottantenni per la maggior parte sono in carico a me da circa 30 anni, quindi li conosco molto bene e loro conoscono molto bene me. Emozione per gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose del vaccino. Fra i due mali si sceglie il minore perché ci sono effetti collaterali che sono devastanti. Però rispetto ad una prospettiva che è veramente micidiale, accettiamo gli effetti collaterali. Intanto è pronto il nuovo DPCM del governo Draghi, in vigore dal 6 marzo al 6 di aprile. La Calabria non cambia colore e resta per il momento in giallo. Attesa quasi terminata per l'ufficialità del primo DPCM dell'era Draghi. La bozza è giunta alla Regione per l'approvazione. I provvedimenti verranno varati probabilmente all'inizio della prossima settimana e saranno validi per un mese, dal 6 marzo al 6 aprile, Pasqua e Pasquetta compresi. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 e si conferma il divieto di oltrepassare i confini regionali, prorogata fino al 6 aprile. Si può uscire soltanto per comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Bisogna però esibire il modulo di autocertificazione.
Dai primi dettagli sulle prossime misure di contenimento dalla bozza si legge che la scuola resta in presenza per gli alunni dell'infanzia, delle elementari e delle medie, mentre per quelli delle superiori la didattica è in presenza almeno al 50% e fino ad un massimo del 75%. Resta invariata la situazione di bar, gelaterie e pub. Le attività sono consentite dalle 5 fino alle ore 18. Sì al consumo al tavolo per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti conviventi. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22 l'asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per chi abita in una regione in zona gialla come la Calabria può spostarsi dentro la propria regione per andare a casa di amici e parenti una sola volta al giorno, nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelli ivi già conviventi, portando con sé figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti. Risvolto positivo invece per i musei che aprono dal 27 marzo, anche se servirà la prenotazione online. Riaprono anche cinema e teatri con posti a sedere preassegnati e distanziati, chiuse palestre e piscine, sì, invece allo sport all'aperto. Insomma, nessun liberi tutti, anzi, a causa del rischio della terza ondata di Covid-19 e delle sue insidiose varianti, la Pasqua si annuncia blindata come il Natale. A cambiare per il momento pare sia solo il Premier e Draghi conferma la linea del massimo rigore. Parliamo invece adesso del bollettino regionale perché sono in calo in Calabria i contagi, ma si registrano ancora 3 nuovi decessi. In calo nelle ultime 24 ore il numero dei contagi riscontrati in Calabria, 187, con 2.444 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia sono 37.720, quelle negative 511.908. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 71 a Cosenza, 9 a Catanzaro, 15 a Crotone, 32 a Vibo Valentia e 60 a Reggio Calabria. Meno 2 ricoverati nei reparti di area medica che ne registrano 187 e 1 in più invece nelle terapie intensive che porta il totale a 20. 3 i nuovi decessi, 1 nel Cosentino, 1 nel Catanzarese e 1 nel Reggino, che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 680. Preoccupa la situazione dei contagi soprattutto nelle scuole della nostra regione e il presidente facente funzioni Nino Spirlia attraverso Facebook dice sto per prorogare l'ordinanza sulla didattica e considerata appunto la presunta presenza delle varianti sul territorio regionale. Ho convocato per le prossime ore una riunione dell'unità di crisi. Se sarà confermata la presenza di queste varianti provvederò a fermare tutte quelle attività che possono diventare veicolo di contagio senza se e senza ma. E ci spostiamo a Siderno perché ci sono alcuni contagi in alcune scuole cittadine. Vediamo qual è la situazione dal nostro corrispondente. Siamo a Siderno dove 6 classi, alcune di un istituto superiore, altre di una scuola elementare, altre di una scuola media, sono state chiuse per nuovi casi di Covid-19. La situazione resta comunque sotto controllo, le persone colpite dal virus pare non siano sintomatiche. In ogni caso i soccorsi sono partiti in modo immediato, o meglio le cure che si devono fare in questi casi e le azioni preventive per evitare ulteriori contagi. Le scuole interessate dovrebbero essere la scuola Pascoli che vedete alle mie spalle, la scuola media Alvaro e l'istituto tecnico commerciale per ragionieri. Stiamo parlando di strutture che hanno una popolazione di studenti molto vasta e quindi chiaramente si è ritenuto opportuno di correre ai ripari. Del resto i protocolli questo prevedono. Relativamente alla situazione nella Locride c'è un monitoraggio costante, qualche caso in più si è registrato nelle ultime 72 ore, ma resta ancora un livello di guardia non da pericolo. Naturalmente anche questa situazione che riguarda Siderno rientra in un'attività di contenimento del virus e chiaramente si spera che questo basti in attesa della tanto auspicata e tanto agognata campagna di vaccinazione.
Come dicevamo, preoccupa la situazione delle scuole anche in provincia di Cosenza, come conferma Antonio Iaconianni, il dirigente del liceo classico Bernardino Telesio. Situazione preoccupante per le scuole anche in provincia di Cosenza dopo la notizia di una bimba di 9 anni risultata positiva alla variante inglese dopo le analisi effettuate all'ospedale Spallanzani di Roma. Le scuole restano aperte e il dirigente del liceo classico Telesio di Cosenza fa una classificazione delle soluzioni in corso d'opera. Se le vogliamo inserire in una sorta di graduatoria, così la migliore soluzione è la didattica in presenza in assoluto. Poi abbiamo la soluzione B, chiamerei la didattica tutti a distanza. Terzo, la soluzione C, la soluzione mista, che è quella prevista dal DPCM. Bene, se non è possibile la soluzione A, perché le scuole possono diventare un focolaio, per come in effetti sta succedendo. Non mi sorprende, vede, la notizia che il liceo Gioacchino ha chiuso, la primaria di qua, la secondaria di là, anche io sono in maniera intermittente con aperture e chiusure che danneggiano certamente il sistema didattico. E quindi dicevo, se non è possibile la soluzione A per ragioni appunto di salute, di prevenzione, e abbiamo l'alternativa della didattica a distanza, ma continuo a non capire perché non si debba operare fino a vaccinazione, ma attenzione, fino a vaccinazione di tutti gli operatori, non solo dei docenti, ma anche degli alunni, perché poi gli alunni non è che li possiamo mandare al fronte. Vede, mi sorprende come nel bar non possono stare 3, 4, 5 persone e poi in un'aula ce ne possono stare da 15 a 20. Io questo ancora non riesco a capire. Ma non è cambiato rispetto a un anno fa. A marzo abbiamo chiuso con numeri ben più ridotti. Oggi i numeri sono elevati e quindi insomma bisogna, anzi abbiamo queste varianti che ci preoccupano ancora di più, mentre prima i giovanissimi erano in qualche modo quasi tirati fuori da un eventuale contagio, oggi sono dentro anche loro, quindi ecco perché dico che le scuole possono diventare un focolaio importante, perché in una scuola non girano 100 persone come magari in una RSA, ma ne girano 500, 600 al 50%, vediamo bene, al 75% cominciano a girarne 700-800 persone, quindi io starei molto attento ad aprire così al 50%, al 70%. Vede, il problema è indubbiamente l'assembramento all'interno, perché comunque al di là della distanza, io ricordo che le misure, le distanze sono relativamente a un sistema statico e non dinamico come effettivamente poi si registra nelle scuole. Non è possibile, non è pensabile che un professore stia fermo impalato e gli alunni stiano come delle cartoline dietro i banchi, ma certamente hanno anche il momento della ricreazione, perché per quel che vogliamo dire si abbasseranno la mascherina, si passeranno una penna, insomma la situazione nelle scuole è veramente difficile e bisogna adoperarsi con la massima prudenza. Parliamo invece adesso della metroleggera Cosenza Rende Unical, perché non si farà, l'opera è stata definanziata, l'annuncio è dell'europarlamentare Laura Ferrara. Dopo oltre 14 anni di lungaggini, inchieste, ricorsi e proteste, adesso la metropolitana leggera che avrebbe dovuto collegare Cosenza al campus universitario di Arcavacata è giunta al capolinea. Insomma, non si farà. La Commissione europea ha infatti definanziato l'opera, i cui costi sono lievitati di quasi il 40%, un'incompiuta da quasi 240 milioni di euro. I fondi adesso saranno riprogrammati, in parte per finanziare le misure regionali per l'emergenza Covid. A darne notizia l'eurodeputata Laura Ferrara. Negli scorsi mesi, ancora una volta, con apposita interrogazione parlamentare, ho interessato la Commissione europea del grande progetto per un sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e Università della Calabria. Lo stesso già da tempo si configurava come fonte di grande preoccupazione per la Commissione europea, nonché per tutti i cittadini calabresi, vista l'importante dote finanziaria di circa 160 milioni di euro, parliamo di fondi europei e di fondi nazionali, una dote finanziaria che era stata messa a disposizione per la realizzazione dello stesso progetto. E pochi giorni fa, in risposta a questa interrogazione, la Commissione europea, in poche righe, mette la parola fine a questo lungo e travagliato progetto.
Con recente modifica al Por Calabria 1420, infatti, la Regione ha deciso di ritirare il progetto dall'attuale programmazione. Le lungaggini procedurali, l'aumento dei costi del progetto, la dubbia redditività economica dello stesso già da tempo risuonavano come un pericoloso campanello d'allarme circa il buon esito dell'iter progettuale e circa le reali capacità amministrative degli enti territoriali coinvolti, parliamo di Regione e Comuni. Ancora una volta quindi ci troviamo di fronte all'ennesimo esempio di cattiva programmazione e di non corretto uso dei fondi comunitari. Parliamo invece adesso della tragica vicenda che ha coinvolto Maria Chindamo, scomparsa nel nulla nel 2016. Il prossimo 21 marzo sarà inserita nell'elenco delle vittime innocenti delle mafie. Maria Chindamo, l'imprenditrice di Laureana Di Borrello, svanita nel nulla il 6 agosto del 2016, sarà inserita nell'elenco delle vittime innocenti delle mafie. Il 21 marzo il nome di Maria da memoria individuale a collettiva. La famiglia e soprattutto Vincenzo, il fratello, chiedono da tempo verità e giustizia. Questo è un riconoscimento, un grande abbraccio da parte dell'Associazione Libera, che quindi tutta Italia fa alla mia famiglia e soprattutto alla mia sorella scomparsa. Parliamo di memoria, una memoria che dà un piccolo luogo dove è successo, Laureana Di Borrello, Rosarno, Limbadi, questo il territorio di cui parliamo, e quindi una memoria che poi è un interesse che è piano piano diventato un interesse nazionale, diventa davvero adesso memoria collettiva. E memoria non intendo solo ricordare quello che è successo giusto per gratificare il nostro dolore, ma utilizzare questa memoria per trasformarla in un impegno sociale importante, per trasformarla in azioni, in movimento, iniziative, perché la scomparsa e l'omicidio di Maria hanno origine in quella subcultura mafiosa che purtroppo in tanti luoghi della Calabria ancora è viva e ancora è giovane, e che con ogni modalità, soprattutto con una battaglia sociale e culturale, bisogna riuscire, c'è la necessità di riuscire di mandare non solo i killer, i mandanti della scomparsa e dell'omicidio di Maria al 41 bis, ma bisogna mandare al 41 bis anche la cultura mafiosa che ha generato questo bruttissimo crimine. E continueremo in ogni dove, io personalmente adesso ancora di più con l'Associazione Libera, che è stata sempre vicino alla nostra famiglia, ma che ora assume un'importanza ancora più determinante. Cercheremo di fare in modo che la gente si risvegli da questo torpore a volte che accetta anche determinate situazioni a livello sociale e a livello delle donne. Parliamo adesso di cambiamenti climatici, perché il Parco del Pollino programma una serie di investimenti. Il Parco Nazionale del Pollino ha programmato una serie di investimenti importanti che vanno nella direzione tracciata dal Ministero dell'Ambiente per fronteggiare il fenomeno dei cambiamenti climatici e non solo. Sono 20 milioni di investimenti, di risorse rivenienti da fondi del Ministero, delle regioni Calabria e Basilicata, fondi del Parco, che mettono insieme una serie di progetti che hanno un unico grande obiettivo, quello di dare anche noi il nostro piccolo contributo alla cosiddetta lotta ai cambiamenti climatici. Peraltro uno dei parchi più grandi d'Europa e più estesi non poteva non partecipare e concorrere a questa azione. Lavoriamo su 5 segmenti. Il primo è quello appunto dei cambiamenti climatici. Metteremo in campo alcune opere di sistemazione idraulica in alcune valli del parco. La cosiddetta mobilità sostenibile, questo è il nostro fiore all'occhiello, attraverso l'utilizzazione di mezzi elettrici, minivan, treni elettrici e aree di bike sharing per accompagnare i turisti nelle zone alte di montagna. La gestione forestale sostenibile con attività anche di rinaturalizzazione di alcune aree.
La grande lotta agli incendi boschivi, oltre 1,5 milioni di investimenti per un sistema di avvistamento attraverso telecamere che coprirà gran parte dell'area del territorio, e poi la cosiddetta mobilità dolce, quella che piace tanto ai turisti che amano il cosiddetto turismo slow, il turismo lento. In particolare sul tema della mobilità sostenibile è stato presentato il progetto di pista ciclabile riguardante il tracciato ex ferrovia Morano Calabro-Castrovillari per un costo di oltre 3 milioni di euro. La realizzazione di diverse piste ciclabili sia sul versante lucano che su quello calabrese, e qui il fiore all'occhiello, la ciclovia del parco che, utilizzando il vecchio tracciato dell'ex ferrovia Calabro-Lucane, da Campotenese scenderà fino a Morano, andando a congiungersi ad una ciclovia che già poi arriva fino a Castrovillari. Un'opera finanziata, progettata, già appaltata e che a primavera contiamo di poter avviare proprio i lavori. Parliamo di calcio adesso, intanto che aspettiamo la sfida di domani fra Crotone e Cagliari in Serie A, parliamo invece di calcio di Serie B, perché torna alla vittoria casalinga dopo un lungo periodo di digiuno il Cosenza, che batte il Chievo Verona e conquista 3 punti fondamentali per la classifica e il morale. La Regina invece batte a domicilio la Spal e fa il bis di vittorie consecutive. 7 mesi di digiuno e la rete di Iozzi sfata il tabù Marulla. Il Cosenza riparte dai 3 punti conquistati oggi contro il Chievo per la rincorsa alla salvezza. Una vittoria importantissima per la classifica ma anche per il morale, e nonostante l'avversario di categoria, la squadra di Occhiuzzi gioca a viso aperto con l'unico obiettivo di conquistare i 3 punti in palio. E così al pronti via i padroni di casa sono subito arrembanti e trovano la rete per sbloccare la gara dopo soli 11 minuti. Sulla punizione tagliata di Corsi il pallone passa in mezzo ad una selva di gambe e la zampata vincente è di Iozzi. La squadra di Aietti ci prova a raddrizzare subito il risultato, ma Falcone è attento e difende bene la sua porta. La ripresa è un assedio degli ospiti che provano in tutti i modi a pareggiare i conti, ma nonostante i cambi il risultato non si schioda e nel finale è Falcone a deviare in corner una conclusione velenosa di Garritano. Finisce così con un successo meritato per i lupi, che martedì sono attesi dalla sfida in trasferta con il Brescia. La cosa più importante credo che era la vittoria al Marulla, perché è giusto che sfatavamo questo tabù. Questo campo per noi è troppo fondamentale, quindi partiamo da questo, che abbiamo delle basi solide, ma si parte da questa vittoria. Questa è la vittoria dei ragazzi, una vittoria dei ragazzi, del mio staff, ma secondo me è la vittoria di questa grande famiglia che parte dal presidente, ai tifosi, giornalisti, addetti ai lavori, tutto quello che gira intorno a noi, e questo noi dobbiamo stare sempre attorno a sti ragazzi. E credo che l'allenatore deve essere quello che deve attirare a sé le critiche, deve attirare a sé le negatività, ma deve avere poi la testa, la tranquillità di trasmettere altro, trasmettere anche la voglia di rivalsa, la voglia di vincere, perché quello è importante per noi. Quindi per me è stata una settimana sicuramente difficile ma bellissima. Bellissima perché quando alleni una squadra ti senti responsabile di tutto, responsabile verso una società, verso addetti ai lavori, soprattutto verso i nostri tifosi, e mi sento responsabile verso un gruppo che devo tutelare, perché devono andare in campo e devono lavorare da veri lupi. Seconda vittoria consecutiva per la Regina, che travolge a domicilio la Spal e si porta a 32 punti in classifica. Un poker storico per gli Amaranto, che conquistano il primo successo al Paolo Mazza di Ferrara. La squadra di Baroni parte subito forte e sblocca il risultato al 16° con Rivas. Cross di Liotti dalla sinistra, la punta sul secondo palo e sola insacca con facilità. Dopo soli 3 minuti il raddoppio è firmato da Montalto. Cross di Liotti sul secondo palo, sponda di testa di Foloruscio che serve Montalto, che da 2 passi insacca. Nella ripresa Rivas firma subito la sua doppietta e spegne le speranze dei padroni di casa di riacciuffare la sfida. A nulla serve il gol di Esposito e poi è Foloruscio a realizzare il poker per i suoi. Una vittoria importante in vista della sfida infrasettimanale con la capolista Empoli.
Una vittoria importante anche per il Catanzaro, che interrompe così l'imbattibilità della Ternana nella Serie C, nel girone C, sconfitta appunto la Ternana per 2-1 sul campo del Catanzaro al Ceravolo dopo 24 risultati utili consecutivi. Adesso la rubrica dei libri a cura di Rosalba Baldino. Ci sono libri che raccontano microstorie, l'identità di alcuni luoghi. È il caso del volume di oggi che si intitola San Biagio e Spezzano della Sila, firmato da Don Emilio Salatino, pubblicato da Publisfera Edizioni. Vi lasciamo con l'autore per quest'inchiesta sul borgo molto particolare. Una prima parte è di analisi teologica e nello stesso tempo antropologica sulla santità nella Chiesa Cattolica. Nella seconda parte si analizza San Biagio nella storia, nel culto e nelle manifestazioni popolari. Vengono quindi analizzate diverse cose, tra cui innanzitutto la questione biografica su San Biagio, poi la questione armena, perché San Biagio, non dimentichiamo, è un santo dell'Armenia cristiana. E poi c'è anche un'ampia trattazione relativa ad alcuni segni particolari legati a San Biagio che troviamo nella tradizione sia calabrese, nello specifico anche di Spezzano della Sila, ma anche nella tradizione delle altre regioni italiane, cioè l'acqua, la pietra, il cavallo, il pane, il tamburo. Ecco, queste sono caratteristiche particolari proprio delle festività in onore di San Biagio. Un'altra cosa che viene descritta nel libro è l'iconografia calabrese, dove vediamo che c'è una varietà di iconografia. Abbiamo semplicemente delle statue di San Biagio senza alcun segno particolare se non le insegne episcopali. In alcune statue abbiamo invece la presenza del pettine dei cardatori di lana, che sarebbe lo strumento con cui San Biagio è stato martirizzato. In alcune statue addirittura abbiamo la presenza della donna con il figlio, il famoso miracolo di San Biagio, della liberazione dalla lisca di pesce, per cui poi ecco, lui diventa il patrono di coloro i quali hanno a che fare con la gola, quindi l'autorità degli ingoiatri e altro, e l'invocazione appunto che si fa ogni anno il 3 febbraio con la benedizione sulla gola. E chiudiamo con il meteo. L'alta pressione che da giorni domina su tutta l'Europa subirà un debole temporaneo cedimento sul suo bordo orientale a causa della discesa di una perturbazione sulla Russia che convoglierà sulla Calabria a partire da sabato sera correnti da nord un po' più fredde che faranno abbassare di poco le temperature in un quadro comunque di tempo discreto e senza precipitazioni di rilievo, con al più il passaggio di nubi sparse. Domani nubi sparse in particolare su Cosentino interno e Ionico, ma anche su aree interne di Vibonese e Reggino. Non sono comunque previste precipitazioni. I venti da nord che soffieranno con intensità moderata su Cosentino Ionico e Crotonese apporteranno un calo delle temperature che si avvertirà maggiormente proprio su queste aree e su tutte le zone montuose. Domani venti dai quadranti settentrionali moderati, localmente forti su tutto lo Ionio e il Tirreno Cosentino. In conseguenza di ciò il Basso Ionio al largo e il Mar Ionio Crotonese saranno molto mossi, mentre il Golfo di Taranto e il Tirreno Cosentino mossi. Altrove la ventilazione sarà debole di direzione variabile con mari poco mossi. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.